turismo aereo il territorio è letteralmente, diciamo così, a portata di mano, lo puoi quasi toccare dal finestrino. È un sistema di visitare il territorio e di capirlo veramente che possiamo dire tranquillamente non ha pari. Sotto di noi Prato della Valle si apre, inconfondibile, e tutto a Padova sembra a portata di mano. Emerge la chiglia rovesciata del Salone, l'abbraccio dell'Ansa del Bacchiglione, attorno a cui nacque la città dai tempi di Antenore e anche prima. In un attimo, 2 virate e si è di fianco ai colli Euganei, alla rocca di Monselice, e basta gettare uno sguardo un po' al di là che appare la bassa, i suoi campi, le sue strade dritte, non mancano i capannoni. Tutto chiaro, in meno di 10 minuti di volo con il volo.eu. In Italia si deve sicuramente sviluppare questa idea di turismo. Sono d'accordo sul fatto che gli italiani spesso e volentieri vedono l'aereo solo come un mezzo di spostamento. Noi vediamo l'aereo che oltre a un mezzo di spostamento è un mezzo che è in grado di regalare emozioni. Se voi ci pensate quando andate negli Stati Uniti o in altri posti, la prima cosa che cercate di fare è il volo sul Grand Canyon, no? Perché non il volo allora su Venezia, su Padova, sul lago di Garda o sulle Dolomiti. Quindi crediamo veramente che possa avere delle forti possibilità di sviluppo. In fondo arriva al cuore dell'Allegri, aeroporto a volte dimenticato, ma che potrebbe essere utilissimo anche per unire piccole piste, luoghi importanti però nell'Italia delle 100 città, come per esempio un Padova-Matera che sembra molto attraente. So che loro hanno anche intenzione di fare, come ho detto prima, collegamenti con voli con città, tipo partono con Matera che è capitale della cultura, e il prossimo anno speriamo saremo noi, tra 2 anni, anzi non il prossimo anno, per cui tutte cose interessanti che arricchiscono l'aspetto culturale e strategico e turistico della città, cose molto interessanti. Si atterra, si passa il Bacchiglione e in un secondo si tocca l'asfalto. Non si deve andare in centro città perché si è già in centro.